buongiorno, questo è Focus TG, sono le 12 in punto. Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, vedrà oggi i suoi genitori nel carcere di Montorio a Verona. Intanto ci sarà un vertice per decidere la data dei funerali, soprattutto per vedere come si potrà far fronte alla presenza in Prato della Valle di, si ipotizzano 10.000 persone. Andiamo subito in diretta a Padova da Valentina Visentin. Valentina. Sì. Buongiorno direttore, noi ci troviamo all'esterno della prefettura di Padova, dove vi possiamo dire con certezza che pochi minuti fa si è concluso il vertice che ha riunito le principali forze dell'ordine e il prefetto di Padova, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolge ogni settimana. Quello di oggi in particolare era proprio tutto concentrato sul dispositivo di sicurezza che dovrà essere messo in campo per i funerali di Giulia Cecchettin, che giustamente, come hai ricordato, potrebbe portare in città oltre 10.000 persone. Si attende l'autopsia prevista per venerdì all'Istituto di Medicina Legale, quindi pare che l'ipotesi dei funerali sabato 2 dicembre sia un po' risicata e improbabile, visto i tempi molto stretti tra l'autopsia e poi appunto l'organizzazione, anche se quella di sabato 2 dicembre era un'ipotesi che inizialmente era stata ventilata. Comunque le istituzioni si stanno preparando con 2 piani di sicurezza, perché nel caso il funerale si svolgesse sabato nella Basilica di Santa Giustina, verrebbe sospeso il mercato di Prato della Valle, chiusa anche l'attrazione del Natale della pista di patinaggio, e verrebbero sospese anche tutte le manifestazioni natalizie in programma per sabato. Qualora invece il funerale si svolgesse lunedì 4 dicembre, allora si dovrà intervenire sul traffico cittadino, l'eventuale sospensione del servizio di tram che passa proprio in Prato della Valle. Sono tutte misure di sicurezza che sono state discusse nel vertice che si è appena concluso in prefettura, così come l'eventuale partecipazione delle forze di alcune autorità anche politiche che potrebbero presenziare al funerale di Giulia Cecchettin, oltre appunto al fatto che sono attese migliaia e migliaia di persone che dovrebbero riversarsi non solo sul sagrato di Santa Giustina, ma anche sull'adiacente Lobo che si trova in Prato della Valle. Forse in giornata potremo avere delle novità dunque sulla data dei funerali. Tutto per il momento insomma è in fase di definizione. Intanto oggi, per quanto riguarda invece il suo assassino Filippo Turetta, dovrebbe essere previsto, anche se non è giornata di visita, ma dovrebbe essere previsto un incontro nel carcere di Montorio con i genitori, dopo che durante l'interrogatorio di garanzia il giudice e il pubblico ministero hanno dato l'ok perché questa visita possa tenersi. Intanto emergono alcuni dettagli. È improbabile che venga effettuata in questa fase delle indagini la perizia psichiatrica sul ragazzo, anche perché prima dell'aggressione, dell'omicidio di Giulia Cecchettin non aveva avuto diagnosi pregresse di problemi mentali, e poi insomma si è anche in una fase iniziale delle indagini e quindi è prematuro parlare di una perizia psichiatrica. Nelle sue dichiarazioni spontanee, poche quelle rese davanti al giudice ieri nell'interrogatorio di garanzia, il ragazzo si è detto affranto e pronto ad assumersi e a pagare per quello che ha fatto. Intanto potrebbero emergere anche elementi sulla sua linea difensiva, che punterà da un lato ad escludere la premeditazione, sul quale invece la Procura di Venezia sta raccogliendo in questi giorni molti indizi. Ma sentiamo come è andato l'interrogatorio ieri davanti al giudice nel nostro servizio, e io restituisco la linea allo studio. Prima il silenzio, poi la confessione tra le lacrime. Ho ucciso Giulia. Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca.
Un interrogatorio lampo iniziato alle 10, terminato circa mezz'ora dopo nel carcere di Montorio a Verona, quello davanti al GIP del 22enne di Torreglia accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. Oltre al GIP e al legale di Turetta era presente anche il PM. Quando è stato arrestato dalla polizia stradale tedesca, il ragazzo aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata e di aver provato più volte a farla finita, anche puntandosi un coltello alla gola, ma senza riuscirci. Le dichiarazioni verbalizzate dai tedeschi però non hanno valore giuridico in Italia, mentre quelle odierne sì. Ora la difesa potrebbe puntare su un'istanza di perizia psichiatrica. Non verrà invece presentata richiesta al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere né affievolimenti della misura. Dal lato dell'accusa non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà, questo dipenderà dagli esiti dell'autopsia, e il reato di occultamento di cadavere. Per il legale di Elena Cecchettin, l'omicidio della sorella è aggravato dallo stalking. Turetta, ha spiegato l'avvocato, ha dimostrato di essere un molestatore assillante. Il suo comportamento, ha detto, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono fame di possesso verso Giulia. Intanto si attende a giorni l'arrivo in Italia dell'auto nera e degli oggetti sequestrati all'interno. Poi passerà nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma per essere analizzata. Non è invece ancora stato ritrovato il telefono di Giulia, che per l'ultima volta si è agganciato quella sera a una cella di Marghera verso le 22:45, né il suo PC. Vicino al cadavere poi c'era una sola scarpa della ragazza e una ventina di oggetti, tra cui alcuni suoi vestiti e un libro illustrato per l'infanzia. Su questi dettagli gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se Turetta abbia deciso appositamente di collocarli lì. Servizio Ilaria Marchiori, alla prima assemblea degli imprenditori di Confindustria Est, gli industriali hanno ricordato Giulia con un minuto di rumore. Sentiamo. Adesso andiamo in diretta a Montebelluna perché c'è stata una violenta rissa di fronte alla stazione con l'utilizzo di catene. Ci sono stati 3 feriti. In diretta Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo davanti alla stazione del treno, ma anche delle corriere qui a Montebelluna, perché ieri alle 16 c'è stata diciamo così, un'aggressione nei confronti di un 38enne di origine marocchina da parte di 2 nigeriani di 29 e 28 anni che in questo momento sono stati arrestati. Perché c'è stata questa aggressione? Questo lo chiariranno meglio gli inquirenti. Di sicuro dietro a quest'area qui ci sono motivi di alcol e anche di spaccio. Cosa è successo? Sostanzialmente ieri intorno alle 16 a un certo punto la gente ha cominciato a vedere una persona che scappava e 2 che lo stavano inseguendo con delle catene e lo sprangavano sostanzialmente, tanto è vero che questa persona poi è stata caricata qui dove adesso c'è l'auto bianca da parte del SUAM, è ricoverata all'ospedale ma non è in pericolo di vita, mentre gli altri 2 sono stati fermati e adesso arrestati dai carabinieri con appunto l'accusa di aggressione e poi anche di porto d'armi atti ad offendere. Ma quello che volevo farvi vedere, direttore, è proprio anche la zona, perché è una zona come tutte le zone probabilmente di passaggio, quindi la stazione come dire un po' problematica. Noi abbiamo sentito diversa gente qui e tutti dicono che la sera insomma non è che sia proprio il luogo migliore da frequentare. Di giorno va anche bene, la sera molto meno. Quello che vi facciamo vedere con Alberto Pivetta sono i classici segnali, ad esempio la stagnola che viene utilizzata per il fumo, cioè per l'hashish, per non dire di peggio. E poi altri segnali che si possono vedere qui chiaramente sono quelli dell'alcol, la birra lasciata qui, ma non solo, tanto è vero che questa mattina nel corso delle interviste abbiamo incontrato
Insomma, un giovane che è già, come dire, stava passando la giornata bevendo gin e non è una delle cose belle da vedere. Chi abbiamo intervistato chiede sostanzialmente al sindaco, alle forze dell'ordine maggiore presenza e quindi magari anche addirittura un presidio dei carabinieri fisso, una piccola stazione qui proprio per fungere da deterrenza e anche da maggiore controllo. Abbiamo anche intervistato chi qui a suo tempo, qualche mese fa, è stato aggredito, gli hanno anche rubato la bicicletta e dice: io qui la sera non torno assolutamente, vivo a Caerano, vado giù verso Treviso, però cerco di arrivare sempre comunque con la luce, perché quando qui cala il buio arrivano comunque persone quantomeno equivoche. Allora prima di darti la linea farei sentire una di queste interviste e poi se non hai domande la linea torna a te. Capita spesso qui le risse? Mi pare ogni giorno, cioè, tra diciamo frequentatori più o meno leciti di questa zona, ecco. Adesso non so nello specifico cosa sia successo, però praticamente ogni sera ci sono le forze dell'ordine qui che intervengono. Stranieri? Mi sembra di sì. Cioè io chiaramente non posso essere sicuro, ma diciamo che dall'aspetto non sembrano proprio residenti qui nella zona. Ma cos'è? Problemi di alcol oppure di spaccio? Credo tutti e due, e magari anche qualcos'altro che non conosco, ecco. Ma secondo lei cosa si può fare di più qua? Di più? Per la sicurezza? Qua di più penso... Ma forse una stazione qui, ma già sono molto presenti le forze dell'ordine qui. Bisognerebbe proprio fare in modo che questi non frequentino queste zone, ma come si fa? Grazie molte a Lucio Zanato, collegato in diretta da Montebelluna. Questa mattina ci sono in regia Andrea Basso, Italo Morao e Nadia Brazzo. Vediamo adesso cosa è successo a Padova. È stato identificato l'aggressore di una 94enne rapinata in ascensore che ha avuto la forza e le capacità di dare una descrizione molto precisa dell'uomo che poi la polizia ha individuato e arrestato. Vediamo. Rapinata nell'ascensore di casa dopo essere stata seguita, un'anziana padovana è riuscita però a descrivere in maniera lucida e precisa il rapinatore che l'ha derubata, consentendo alla polizia di individuarlo in pochi giorni. La 94enne è stata aggredita all'interno dell'ascensore del suo condominio da un uomo che poco prima l'aveva preceduta in strada e poi aveva finto di suonare un campanello del suo palazzo. Quando la donna ha aperto il portone, il malvivente l'ha prontamente seguita e una volta in ascensore l'ha strattonata violentemente per derubarla della borsa con il portafoglio. Nonostante lo shock e la paura, la 94enne ha allertato la polizia e ha descritto il suo aggressore con molti particolari, indicando con precisione anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Grazie alle telecamere della zona, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto fatto dall'anziana durante la passeggiata. Un poliziotto di quartiere, libero da servizio, qualche giorno dopo ha individuato in via Trieste proprio il malvivente, riconosciuto grazie al berretto marrone. Il ladro è un 51enne romeno che è stato denunciato per rapina. L'uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'ufficio immigrazione della questura ha così avviato le pratiche per l'allontanamento del 51enne dal territorio nazionale. Valentina Visentina, torniamo a Venezia, dove c'è stato un delitto in un bar del centro storico. Un trasportatore ha sparato con un fucile a canne mozze ad un immigrato clandestino di 25 anni che era diventato padre tre anni fa. L'uomo poi si è dato la fuga ma è stato arrestato. Vediamo, servizio di Filippo Fois. Meno di 20 secondi ripresi con un cellulare dal Ponte delle Guglie mostrano quelli che dovrebbero essere gli attimi immediatamente seguenti alla sparatoria in cui sabato sera è stato ucciso il 25enne tunisino Khalil Mallat in un bar di Salizzada San Geremia. Poche ore dopo ci sarebbe stato l'arresto del 33enne veneziano Raffaele Marconi da parte dei carabinieri. Il video sta girando per i cellulari di mezza Venezia ed è stato ripreso da diversi mass media. Un uomo percorre Rio Terra San Leonardo in direzione Rialto. Siamo a pochissimi metri dal luogo della sparatoria. In braccia quello che appare il fucile a canne mozze utilizzato nel delitto. Scosta i numerosi passanti che incrocia in una via trafficata come sempre il sabato sera. Nei primi fotogrammi si riesce anche a leggere l'ora per una brevissima e casuale ripresa di un orologio, più o meno le 23:20. Di fronte all'uomo che si allontana
c'è una seconda persona. Non si capisce se stia fuggendo. Sabato sera, secondo i testimoni, il fucile si sarebbe inceppato dopo essere stato puntato su di un secondo tunisino, o si tratti di qualcuno che si trovava assieme e che lo sprona ad accelerare il passo. Raffaele Marconi è stato arrestato la notte stessa del fatto. L'arma, detenuta illegalmente, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, è stata ritrovata in un canale. Le indagini devono chiarire i motivi di ciò che è successo. Una lite scoppiata per futili motivi, come un apprezzamento alla moglie del veneziano, convincono poco gli inquirenti, che stanno battendo anche la pista dello spaccio di droga. Diamo i titoli del Gazzettino, il Gazzettino online, prima pagina. Nelle baby gang ad appena 12 anni. Vado a parlare con i genitori, pagheranno i danni, e queste sono le baby gang in azione a Treviso, hanno causato molti danni, e il sindaco Mario Conte dice: adesso farò pagare i genitori. E poi Mestre, la strage del bus, trovate anomalie sospette nel cuore del conducente. Ieri c'è stata un'altra perizia sullo sterzo e sui freni di questo automezzo che è precipitato dal cavalcavia di Mestre. Vediamo il servizio della nostra redazione, la perizia sullo sterzo dell'autobus. Al via nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre la perizia degli esperti disposta dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli su sterzo e ruote anteriori del bus che lo scorso 3 ottobre ha precipitato dal cavalcavia superiore di Mestre, causando 21 morti. È stata smontata la barra sterzante di collegamento tra la ruota anteriore destra e quella sinistra, oltre 2 bulloni, quello rotto e quello aggiustato. Ora bisognerà verificare se si sia trattato di una rottura iniziale, che quindi avrebbe portato allo sbandamento del bus, oppure se sia avvenuta in seguito all'urto o alla caduta. A pochi giorni dall'incidente, però, un ex autista della linea aveva puntato il dito proprio ai nostri microfoni sugli sterzi di questi mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Dubbi da subito espressi anche dall'assessore comunale alla viabilità. L'abbiamo detto fin da subito: se un autobus colpisce continuamente un guardrail e l'autista non riesce a riportare a sinistra il mezzo, vuol dire che qualcosa è successo a quella ruota anteriore destra. E voi avete ben evidenziato in alcune immagini molto eloquenti la questione, e oggi finalmente ringraziamo la Procura perché si arriva ad esaminare con i periti questa situazione. Presenti alla perizia, oltre alla PM e ai suoi 2 tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova, anche i legali della linea e dei 2 dipendenti comunali indagati dalla Procura, oltre ai periti di parte. Saranno eseguite analisi di vario tipo, ancora da stabilire però modalità e tempi. Mentre si attende il prossimo sopralluogo dell'ingegner Migliorino sul cavalcavia superiore il 5 dicembre, gli esiti delle perizie sulle telecamere di bordo e quelli dell'esame autoptico sul cuore dell'autista Rizzotto. Clamorosa svolta nella vicenda delle multe da autovelox a Cadoneghe. Il sindaco Schiesaro ieri ha annunciato che si è trattato di un abuso di potere, che gli automobilisti dovevano essere avvertiti, cosa che non è avvenuta, e quindi sono state cancellate 58.000 sanzioni. Vediamo. Abbiamo deciso di annullare le sanzioni che sono state comminate sulla strada regionale 307 dal giorno dell'accensione al giorno dello spegnimento che ho ordinato io 2 volte. La prima volta è stato disatteso, la seconda volta hanno dovuto eseguire questo mio ordine perentorio di spegnimento dei rilevatori, e ritengo vi siano gravissime responsabilità nei confronti di chi ricopriva l'incarico di responsabile della polizia locale di Cadoneghe.
Annullate tutte le multe emesse in poco meno di 2 mesi di funzionamento dai 2 Velox accesi il 23 giugno 2023 lungo la strada 307 del Santo nel comune di Cadoneghe. Il parere pro veritate giunto dall'indagine interna affidata all'avvocato Antonio Greco ha messo la parola fine. Le 58.000 multe emesse saranno annullate. Sono emersi dei vizi gravissimi e accendere quel rilevatore è stato un abuso di potere. Un abuso di potere nelle forme e nella sostanza e tutto è condensato in questo parere che mi è arrivato pro veritate, che appena mi è arrivato in mano ho convocato la conferenza stampa in maniera tempestiva. Il procedimento è partito subito. Ad oggi procediamo ad annullare i primi 16.000 verbali, un lotto di primi 16.000 verbali che voi vedete qui. Ho dato un modulo a tutti i cittadini che potranno trovarlo a partire da domani nel nostro sito istituzionale, istanze di autotutela, lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Il modulo potrà essere consegnato a mano, soluzione riservata alle categorie più deboli, o inviato via raccomandata alla sede della Polizia Locale di Cadoneghe o via PEC all'indirizzo verbali307.cadoneghe.pd@legalmail.it. Una vicenda lunga ha continuato perché grosse difficoltà sono emerse all'interno del comune. A differenza degli altri uffici io ho chiesto collaborazione, quindi che mi fossero fornite le informazioni in maniera sintetica ed esaustiva affinché io potessi condividerle con il mio avvocato e la mia amministrazione. Mi sono arrivate le mail, i documenti in maniera molto sintetica, ma dall'ufficio vigilanza e dall'allora responsabile la risposta è stata questa: caro sindaco, guardatele e vedi se riesci a capirci qualcosa. Le multe saranno annullate a tutti, anche a chi oltrepassava di gran lunga i limiti. A loro fa appello il sindaco Schiesaro. Su quanto emerso, il primo cittadino presenterà una relazione alla Corte dei Conti. Nel frattempo, alla domanda su una possibile riaccensione dei Velox, la risposta è decisa. Non è escluso, ma l'iter ripartirà da zero. Servizio Chiara Gaiani, nella prossima primavera Venezia collauderà il ticket d'accesso per cercare di limitare quei flussi veramente troppo grossi che provocano l'invasione di questa città, ma intanto Venezia si prepara a far fronte all'assalto delle feste natalizie. Sentiamo cosa dicono gli albergatori. Ilaria Marchiori col presidente di Federalberghi Massimiliano Schiavon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai annunciato, tanta la carne al fuoco, e proprio in occasione dei 50 anni di Federalberghi Veneto, che festeggeranno con una serata di gala a cui sarà presente anche il ministro Tajani, il presidente Schiavon ha toccato vari punti e li toccherà proprio col ministro stesso. Ma parliamo di quello che sarà il mese di dicembre, dal Ponte dell'Immacolata in poi. Cosa ci si deve aspettare? Beh, insomma, nonostante i nostri 50 anni abbiamo rilevato un sistema ancora molto attivo, con dati positivi anche in previsione del ponte prossimo dell'Immacolata, quindi l'8-10 dicembre. Siamo andati a analizzare quelli che sono i trend delle nostre città, delle nostre montagne, delle nostre terme, per capire un po' qual è la tendenza. Lo abbiamo fatto paragonando allo stesso periodo del 2022 ad oggi, quant'era la percentuale di occupazione, quant'era il tasso di vendita. In buona sostanza rileviamo una montagna con un 10,5% in più rispetto al dato dell'anno scorso a pari data e con un 68% di occupazione già maturata. Le terme che continuano un trend estremamente positivo, che ha già dato segnali fin dall'inizio, diciamo, della primavera del 2023, e che continua con un 19,8, quasi un 20% in più di prenotazioni in ingresso rispetto al pari periodo dell'anno scorso, per poi arrivare alle città d'arte addirittura con un 31,6% in più, quindi con 53% di occupazione, sempre riferito al Ponte dell'Immacolata, che ci sta dicendo evidentemente che permane un grosso interesse da parte dei turisti, sia locali, diciamo
diciamo veneti in buona sostanza della nostra regione, sia italiani ma anche qualche presenza che arriva dall'estero, che ci ha dato un contributo importante anche nel corso di tutto l'anno 2023. Ecco, la vostra serata di gala sarà importante non solo per festeggiare tantissime le persone che vi parteciperanno, ma anche per discutere col ministro o comunque lanciargli degli importanti messaggi su svariate questioni, anche quello che riguarda le locazioni turistiche, cui voi non siete contrari, ma nel rispetto delle regole. Allora, i temi che abbiamo già avuto modo di anticipare anche al Ministro, ma in realtà erano già noti al Governo in generale e anche diciamo con gli organi con cui noi ci relazioniamo, sono stati già anticipati e verranno anche un po' discussi nel corso di una serata che però prevalentemente è una serata diciamo celebrativa e di festa. I temi sono quelli importanti che attendono gli investimenti che dovremo andare, quindi il sistema di finanziamento delle nostre imprese per la riqualificazione, per il rilancio verso quelle che sono le nuove tendenze del mercato, la sostenibilità, la digitalizzazione, ma c'è un tema che resta importante e centrale, che è quello del capitale umano. Abbiamo chiesto al Ministro anche di avviare una sorta di collaborazione con le unità camerali all'estero, e qui anche bene la presenza del Presidente Matteo Zoppas, che sarà ospite in questa serata e che coordina appunto il Made in Italy all'estero, l'internazionalizzazione delle nostre imprese, per far sì che ci sia un coordinamento anche preventivo prima dell'ingresso dei flussi nel nostro paese, con attività di formazione in termini di sicurezza sanitaria, in termini di sicurezza del lavoro, ma anche di snellire quel processo dei flussi in ingresso che per noi è fondamentale per riuscire poi a mettere a calare sul territorio quelli che sono le risorse e il capitale umano, ripeto, fondamentale e centrale per valorizzare i nostri investimenti del futuro. Presidente, prima il nostro direttore parlava dell'entrata in vigore in fase sperimentale del ticket d'ingresso a Venezia a partire dall'anno nuovo. Qual è la sua opinione in tal senso? Guardi, noi non ci siamo opposti a questo, nella consapevolezza diciamo condivisa anche che è necessario e fondamentale innalzare il livello qualitativo di tutti i servizi, delle strutture ricettive, ma anche delle destinazioni che ospitano grandi masse e grandi flussi legati appunto al turismo. L'introduzione in fase sperimentale servirà a capire se è un primo passo, sicuramente non sarà sufficiente e avrà delle criticità, ma per andare verso una direzione per cui si potrà non escludere l'ingresso alla città, ma programmare meglio, gestire meglio i flussi al fine di rendere un migliore servizio che va dai trasporti alla ristorazione, alla logistica, all'ospitalità nelle nostre strutture. È un primo esperimento, prima di giudicare vediamo quali saranno gli esiti e cercheremo di valutare con criticità tutto quello che avverrà. Grazie al Presidente Schiavon. Da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, al Presidente Schiavon. Andiamo adesso a Vicenza e torniamo alla cronaca nera, perché c'è uno scontro politico sulla ipotesi di recintare parzialmente Campo Marzo, che è uno dei luoghi più degradati della città, dove c'è da anni spaccio di droga che nemmeno l'ex questore ormai, perché è stato sostituito recentemente da un altro questore, Paolo Sartori, era riuscito del tutto a neutralizzare. Ha fatto molto il questore Paolo Sartori, però ancora oggi c'è lo spaccio di droga a Campo Marzo. Sentiamo. L'outlet veneto della droga, le paludi del degrado, in due parole, Campo Marzo. Il sindaco di centrosinistra pensa di intervenire con un'operazione che ha l'odore del centrodestra: recintare il parco di Vicenza. Non tutto però, una parte. Attenzione importante, non stiamo dicendo di recintare tutto Campo Marzo, nel senso che sarebbe un progetto anche infattibile dal punto di vista dei costi, ma semplicemente di allargare la recinzione della cancellata del parco giochi della parte di via dell'Ippodromo dove c'è il Park Verdi. Questo consentirebbe da un lato di allargare l'area del parco giochi, l'area attrezzata di Campo Marzo, e dall'altro una gestione migliore dal punto di vista della sicurezza, perché quella è la zona in cui ci sono più problemi. Il progetto è in fase di valutazione, ma sulla questione interviene l'ex sindaco di centrodestra, Francesco Rucco. Sì, perché l'idea di recintare Campo Marzo era stata sua, ma con due distinguo. Il primo è che il centrodestra avrebbe voluto recintare tutto il parco e non solo una parte, e l'altro è che la giunta di Rucco prima avrebbe voluto ascoltare il parere dei vicentini. È una proposta che abbiamo condiviso in passato più volte, anche attraverso
ordini del giorno, ma la posizione è chiara: bisogna prima ascoltare la città, prima chiedere ai cittadini se vogliono veramente chiudere Campomarzo e poi soprattutto farlo per tutto Campomarzo, e qui chiediamo un atto di coraggio al sindaco Possamai, che va a chiudere solo una parte lasciando scoperta Viale Dalmazia, la zona del Moresco, e di conseguenza anche un possibile spostamento degli spacciatori verso quest'area verde del Campomarzo. Oppure ancora peggio il pericolo concreto che si spostino verso il quadrilatero di Viale Milano e Viale Torino. Quindi attenzione a ponderare bene, non fare piccoli passi diciamo di scelte politiche più fatte dall'impeto, dall'incapacità dimostrata di gestire la sicurezza urbana, perché poi le conseguenze sono queste. La scelta va ponderata bene con la città e dal punto di vista anche degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se deve essere chiuso, che venga chiuso tutto, dopo aver sentito però la città di Vicenza. E da Vicenza andiamo a Rosà, dove è polemica perché l'amministrazione ha negato l'utilizzo di una sala al Partito Democratico che voleva svolgervi un incontro sulla Pedemontana. Sentiamo Vanessa Banzato che è in compagnia della sindaca di Rosà. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Sono proprio assieme alla sindaca di Rosà Elena Mezzalira perché c'è questa diatriba che è partita proprio dal PD locale, PD rosatese, in merito alla non autorizzazione a appunto frequentare questa sala per un incontro pubblico che era stato promosso tra l'altro dai due referenti del Partito Democratico, Zannoni e Luisetto. Hanno detto che una sala, nello specifico quella della biblioteca, non è stata assolutamente concessa, è stata data una seconda opportunità, ma anche questa era richiesto un pagamento, quindi anche questo non andava bene e si sono dovuti rivolgere a un altro comune, alla vicina Bassano del Grappa, perché dicono ancora una volta, questo è quanto si legge nel comunicato che hanno inviato anche alla nostra redazione, ancora una volta l'amministrazione comunale di Rosà impedisce incontri pubblici e hanno al proposito tirato in ballo anche la negazione della pasta asciutta antifascista che era stata avanzata quest'estate. Sindaca, le cose come stanno? Cosa è successo? Allora, innanzitutto non confondiamo le due cose perché sono due fatti completamente diversi. È stata richiesto l'utilizzo dell'aula studio di Donè, ma è un'aula studio che viene usata dai ragazzi per studiare anche in orario serale, per cui non è regolamentata per incontri pubblici. In precedenza noi l'avevamo concessa allo stesso partito in via eccezionale, però lo stesso partito con un'interrogazione presentata in Consiglio Comunale ad aprile ha lamentato fosse inadeguata perché non sufficientemente capiente, perché sembrava potesse contenere solo 35 persone con posti a sedere. Per cui noi semplicemente abbiamo detto che l'aula viene utilizzata dagli studenti, perché è un'aula studio, lo dice il nome stesso, e per cui abbiamo messo a disposizione un'altra sala che è la sala Elio Peruzzo, che loro hanno declinato questa disponibilità, però noi ci siamo tenuti alle sale che abbiamo a disposizione come da regolamenti comunali per gli incontri pubblici, niente di più, niente di meno. Non si tratta di una presa di posizione politica, voi non avete nessuna intenzione, dice, di evitare, bloccare, inibire incontri pubblici? No, noi non siamo entrati nel merito, abbiamo semplicemente detto che questa è un'aula studio e come tale deve essere utilizzata, perché questo è l'utilizzo che è previsto anche dal contratto di affitto. Loro stessi si erano lamentati in precedenza che non fosse adeguata, che non consentisse l'accesso al numero importante di persone e di pubblico che loro si aspettano di avere, per cui abbiamo messo a disposizione una sala che è più capiente. In alternativa potevamo mettere a disposizione anche un'altra sala che abbiamo a Sant'Anna, però abbiamo messo a disposizione quella che abbiamo a Rosà perché appunto ci sembrava di capire che l'incontro dovesse tenersi a Rosà centro, non a Sant'Anna, perché allora lamentano che Sant'Anna è una frazione e che è periferia, però dal nostro punto di vista questi sono gli spazi che ad oggi abbiamo a disposizione, non abbiamo altro. E anche per quanto concerne questa seconda sala che avete dato a disposizione, loro dicono non è adatta nel mese di dicembre, quindi col freddo che ormai è arrivato, per ospitare soprattutto persone magari di una certa età.
È una loro valutazione, noi abbiamo questo, quello che abbiamo lo abbiamo messo a disposizione. Vogliamo ricordare, sottolineiamo ancora una volta, nessuna inibizione a incontri pubblici. No, noi abbiamo semplicemente risposto in base agli spazi che abbiamo. Ecco, sindaco, ti chiamo sindaco, direttore. Direttore, abbiamo sentito non c'è nessuna inibizione a incontri pubblici, adesso è da capire però veramente dove, cioè, come l'hanno presa, ecco, gli esponenti del PD locale che hanno detto una cosa, invece in realtà poi abbiamo sentito anche la sindaca, pare che la situazione sia ben diversa da come era stata presentata. Per il momento da Rosà è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, un bel mestiere il sindaco, ma per quanto mi riguarda non lo farei nemmeno se mi stendessero tappeti rossi e ponti d'oro, con tutte le gatte da pelare che hanno i sindaci, sono veramente eroici. Vediamo, ieri il sindaco di Padova era alla presentazione, Sergio Giordani era alla presentazione del nuovo ospedale, sarà pronto nel 2031, ha detto il presidente Zaia. Vediamo il titolo del Mattino, ospedale di Padova, la max impennata dei costi, quasi 300 milioni in più. E vediamo il servizio, proprio sulla presentazione c'erano il presidente Zaia, il direttore generale Dalben, la rettrice Mapelli e il sindaco Sergio Giordani. Vediamo. 2031 è questa la data ufficiale per la fine dei lavori del nuovo ospedale di Padova Est. Siamo arrivati al progetto di fattibilità tecnica ed economica, 20 ettari di superficie, 963 posti letto, di cui 90 in terapia intensiva e 45 sale operatorie con tecnologia all'avanguardia. A questo si aggiungerà il Polo Giustiniani, l'attuale ospedale, che avrà 719 posti letto, il nuovo ospedale pediatrico già in fase avanzata e un nuovo ospedale mamma-bambino, e poi la volontà di attrarre professionisti della sanità, medici e infermieri, per colmare le attuali carenze di organico. Diciamo che ci sono tutti gli strumenti per essere assolutamente attrattivi, cioè il professionista, il medico che si laurea oggi non può che guardare a questo ospedale come un punto di arrivo. E questo peraltro diventa il primo polo ospedaliero nazionale e tra i più importanti e performanti a livello internazionale. Già adesso l'azienda ospedaliera Università di Padova riesce con tutti i suoi professionisti, compresi gli specializzandi, a dare le risposte che servono senza ricorrere a esternalizzazioni o a convenzionamenti esterni. Andiamo verso un periodo dove i percorsi formativi hanno sviluppato un modo diverso di programmazione degli stessi e quindi dovremmo avere veramente risultati ottimi dal punto di vista delle professioni all'interno dell'ospedale. In totale 1682 posti, record a livello nazionale. Il costo complessivo dell'opera è poco meno di 871 milioni di euro. Abbiamo raggiunto un grande risultato, c'è stato un grande lavoro di squadra, regione, azienda ospedaliera, università. Sono felice. Il 2031 sembra lontano, spero è domani il 2031. E poi la componente universitaria con una torre della ricerca alta 7 piani. È un luogo, un grandissimo ospedale con un respiro internazionale in cui si va direttamente dalla ricerca al letto del paziente e viceversa. Anche i dati raccolti sul paziente saranno importantissimi per la conoscenza del futuro. Per raggiungere l'ospedale ci sarà una nuova stazione ferroviaria a San Lazzaro, una bretella dell'Arco di Giano, un capolinea del tram, la linea 2 e poi un eliporto e un vertiporto per i droni che trasporteranno persone. Infine una ciclabile e una passerella pedonale. Servizio dell'ottimo Federico Fusetti, e si rischia invece di andare alle calende greche col Tribunale di Bassano, ospedale di Padova, abbiamo visto 2031, si spera che i tempi vengano rispettati, ma del Tribunale della Pedemontana si parla da anni, ci sono stati sottosegretari, ministri che sono arrivati per caldeggiarne l'inaugurazione, ma tutto è ancora fermo. Sentiamo le ultime dalla nostra redazione bassanese. Fossimo allo stadio, questa sarebbe la cronaca del derby del Tribunale fra Vicenza e Bassano, giocato in casa Berica e vinto dai bassanesi per 1-0, siglato allo scadere. Anzi, quasi un autogol, se vogliamo dirla tutta. Ma non siamo allo stadio, nonostante il tema sia parecchio divisivo e c'è comunque poco da festeggiare da entrambe le parti. In soldoni, ieri sera è passata in Consiglio Comunale a Vicenza una mozione sul Tribunale della Pedemontana.
Il testo, che all'inizio era chiaramente contrario all'istituzione del Palazzo di Giustizia bassanese, è stato ammorbidito ed emendato prima del voto. E alla fine i consiglieri hanno approvato una versione che parla di preoccupazione e contrarietà di fronte all'ipotesi di depotenziamento e depauperamento del Tribunale di Vicenza nel caso in cui dovesse essere costituito il nuovo Tribunale della Pedemontana, con particolare riguardo alla paventata sottrazione di magistrati, personale amministrativo e risorse. Una versione decisamente più morbida rispetto alla prima stesura, che aveva causato una levata di scudi in terra bassanese, portando la sindaca Elena Pavan a minacciare addirittura di andare in consiglio a Vicenza durante la discussione del provvedimento. La diplomazia ha lavorato in modo febbrile prima dell'assemblea cittadina e alla fine è andato in scena un testo per così dire neutro. Ecco i motivi spiegati dal sindaco. Non siamo assolutamente contro Bassano, ci mancherebbe altro, contro i comuni e ci mancherebbe altro che hanno sostenuto l'apertura del nuovo Tribunale della Pedemontana, che è cosa diversa da quello di Bassano perché coprirebbe un'area molto più ampia. Il punto però è che un tribunale che ha avuto tantissime difficoltà in passato come quello di Vicenza, io ero piccolino ma ricordo la richiesta di fallimento ovviamente simbolica del tribunale, oggi è importante che lo tuteliamo e quindi che diciamo con chiarezza che per noi il punto è che il Tribunale di Vicenza non veda un'ulteriore, perché già oggi è così, carenza di magistrati, di personale amministrativo. Insomma, tiene banco il tema dell'impoverimento del Tribunale Berico in caso di apertura della struttura bassanese. Ma sentite che cosa aveva detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio neanche 6 mesi fa. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremmo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare queste norme. Parole molto chiare che chiudono virtualmente questo derby fra Bassano e Vicenza con un triplice fischio da fine partita. Ma il clima resta gelido e non parliamo solo del termometro. Insomma, una metafora calcistica di Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Intanto è arrivata una notizia che riguarda Giulia Cecchettin. I funerali di questa povera ragazza non saranno sabato, come era stato così in qualche modo ventilato, ma la data sarà decisa dal padre Gino Cecchettin, lo scrive l'ANSA in un lancio arrivato poco fa. Vediamo adesso cosa ci racconta Sharon Di Carlo. Sono stati salvati degli operai a Sant'Orso, vediamo di cosa si tratta. Operai ostaggio di una piattaforma aerea a più di 20 metri d'altezza salvati dai vigili del fuoco. Erano le 8:30 del mattino quando 2 manutentori a lavoro all'ospedale Sant'Orso di Schio, impegnati nella sistemazione del tetto, hanno rischiato di cadere nel vuoto a causa di un guasto al braccio unico che li sosteneva a più di 20 metri d'altezza. La piattaforma infatti ha iniziato a ruotare su se stessa, inclinandosi fino a raggiungere i 90 gradi. Momenti di grande paura per i 2 manutentori appesi per oltre 10 minuti al cestello del macchinario. Intervenuta la squadra mobile del distaccamento di Schio, che insieme a un tecnico è riuscita ad abbassare di qualche metro la gru e recuperare da un tetto più basso dell'ospedale gli operai in pericolo. Ancora cronaca, c'è stata una raffica, guarda caso, insomma, tanto per cambiare, raffica di furti nel Basso Vicentino questa volta. I ladri sono entrati, pensate, anche nella casa del sindaco di Noventa, Mattia Veronese, che è spesso ospite di Focus alla sera. Vediamo. Attenti ai ladri! L'allarme viene lanciato dal sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. È lui una delle vittime della raffica di furti che ha colpito il Basso Vicentino. Qualcuno all'imbrunire è entrato in casa sua. È lui stesso a raccontarlo in un post sui social. Ieri sera al rientro, purtroppo verso 7:30, ho avuto un'amara sorpresa e la casa svaligiata dai ladri. Sono entrati praticamente da davanti, da una finestra che guarda la strada. La mia è un'abitazione che è al centro del paese, in un quartiere molto abitato, e quindi è stato veramente sorprendente e per me una violenza difficile da descrivere.
Con questo post Mattia Veronese non cerca compassione, su questo vuole essere molto chiaro. Lui piuttosto vuole lanciare un monito che arrivi a ogni cittadino: prestare attenzione, soprattutto in questo periodo dell'anno, e che le vittime di qualsiasi reato denuncino alle forze dell'ordine. È importante che chiunque subisca un furto, al di là del momento di sconcerto che è comprensibile e umano, abbia subito la forza di denunciare e descrivere tutto quello che può essere utile per un'indagine. Purtroppo i furti in questi giorni sono stati parecchi, non solamente a Vicentina, ma in tutti quanti i comuni dell'area belga e anche del basso padovano. Quindi qualsiasi segnalazione è utile, qualsiasi autosospetta persona che ritenete non, diciamo così, parte di una normalità del vostro quartiere, segnalatela. Ennesimo colpo ai danni di una celebre marca trevigiana di biciclette, la Pinarello, ma la Pinarello non se la deve vedere soltanto con i ladri, ma anche con coloro che su siti pirata vendono delle false bici Pinarello, che tra l'altro possono provocare anche degli incidenti, perché spesso ci sono in queste false biciclette Pinarello dei cedimenti strutturali. Sentiamo Lucio Zanato. Oltre che bici che vanno a ruba, sono anche le più copiate, ce ne sono di false addirittura in giro. Ma purtroppo sì, biciclette fake e le false ce ne sono anche qui a Treviso, purtroppo. Non basta pensare di trasformare la propria fabbrica in un bunker antiladri. Da tempo la Pinarello combatte con i falsi che ogni giorno spuntano da tutto il mondo. Poi voi addirittura avete affidato a un'azienda il controllo dei siti, perché sono dei siti falsi che vendono le vostre biciclette. Assolutamente sì, la maggior parte sono siti asiatici e mediamente ne chiudiamo dai 5 a 6 alla settimana e automaticamente alla settimana successiva riaprono con gli stessi prodotti e così via. Il prezzo di una bicicletta Tarocco è in genere molto più basso di un originale e questo dovrebbe già insospettire i molti appassionati che vengono, per così dire, abbagliati. Il prezzo di una bici falsa si aggira il telaio più o meno sui $500. Il nostro costa 10 volte di più, però si vede la differenza. Già, perché su questa gamma di biciclette ad alta tecnologia comprare il taroccato significa esporsi al pericolo di farsi veramente male. Purtroppo è successo che un paio di casi queste persone sono cadute, si sono fatte male, hanno protestato contro di noi, ma noi abbiamo dimostrato che la bicicletta era falsa. Loro non lo sapevano purtroppo e poi non so come sia andata a finire, ma loro sicuramente si sono fatti male. Soprattutto se il cedimento accade in corsa. Si spaga la forcella, mediamente si spaga la forcella, che è una forcella un po' messa un po' su con la colla, no? E quando si spaga questa qui allora il problema diventa molto grave per la sicurezza della persona. Appunto, perché appunto se uno sta correndo e si spacca la forcella su un salto, cosa succede? Si ammazza. Comprensibile l'amarezza di Fausto Pinarello. Dopo l'ennesimo furto ha deciso di assumere dei vigilanti, di trasformare finalmente la Pinarello in una specie di Fort Knox inviolabile. Non sono inviolabili invece i centri massaggi, che nascondono attività che ovviamente sono legate alla prostituzione. Dopo il blitz a Villorba di qualche giorno fa sono stati scoperte altre 2 case chiuse, così si chiamavano una volta, ad Oderzo e a Musile di Piave. Nell'insegna, indicati come centri massaggi, ma dietro la porta d'ingresso si nascondevano case d'appuntamento. Arrestata dalla Guardia di Finanza di Venezia una coppia italo-cinese che gestiva le 2 attività a luci rosse a Oderzo e a Musile di Piave. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, le ragazze venivano reclutate tramite una piattaforma online cinese e le prestazioni sessuali pubblicizzate su un sito web dedicato. L'accusa per i 2 gestori di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, disposti per la coppia dal GIP del Tribunale di Venezia agli arresti domiciliari e un maxi sequestro preventivo di 720.000 euro, oltre che sigilli e centri massaggi. Indagini dei finanzieri iniziate ancora un anno fa, quando gli agenti, durante un controllo al centro massaggi di Musile di Piave, hanno notato diverse giovani ragazze in abiti succinti, molte delle quali poi risultate clandestine. Accertamenti poi proseguiti anche nel finto centro massaggi di Oderzo, sorpresi dagli agenti
clienti, 2 clienti italiani e 3 ragazze asiatiche irregolari sul territorio nazionale, segnalate all'autorità giudiziaria locale per l'ipotesi di reato d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il servizio di Sharon Di Carlo, vediamo il Corriere delle Alpi come apre con questo titolo: sabotaggi e minacce, avvocato di Belluno perseguitato dal cliente scontento. Un uomo va a processo per stalking e danneggiamento, riteneva di avanzare 1.500 euro e si è anche finto poliziotto. Spesso i professionisti sono vittime di queste minacce e di queste intimidazioni, così come spesso accade a medici e infermieri. Sentite questa storia, una operatrice sanitaria che ha ricevuto addirittura un proiettile. Situazioni disfunzionali su cui è necessario mettere in atto tutte le azioni organizzative e di supporto agli operatori che troppo spesso sono in prima linea senza un adeguato sostegno di tipo istituzionale e sociale. È un tema cruciale quello della tutela degli operatori, perché se non ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi, siamo tutti in una situazione molto più difficile e più fragile. Interviene l'Ordine degli Psicologi del Veneto dopo il caso della pallottola lasciata sopra la scrivania di un'operatrice sanitaria dell'US 2, esprimendo la propria solidarietà nei confronti della destinataria dell'atto intimidatorio. Purtroppo molti operatori sanitari si trovano a dover gestire il limite di realtà, a dover dare notizie non adeguate, non positive, non quelle che ci si aspettava agli utenti, quindi anche quando sono date correttamente possono creare delle situazioni di questo tipo. Situazioni che sono sempre più all'ordine del giorno, sia a detta dei sindacati che raccolgono le segnalazioni, sia delle aziende sanitarie. Un problema che ha a che fare con il benessere psicologico delle persone e la loro incapacità di gestire situazioni al di là del loro controllo. L'aggressività nei contesti sanitari può essere legata sia ad aspetti organizzativi o ad aspetti di comunicazione non adeguata tra curanti e utenti, ma in altri casi è legata al fatto che molti cittadini sono in una situazione di vulnerabilità emotiva, che hanno magari delle aspettative o delle idealizzazioni rispetto al fatto che i curanti potranno e dovranno risolvere assolutamente i loro problemi in maniera totale, cosa che purtroppo non sempre è possibile, e questa idealizzazione, questa aspettativa di cura idealistica, di cura totale, può diventare a volte una situazione di frustrazione, e la frustrazione porta negli esseri umani spesso all'aggressività. L'aggressività per gli psicologi è quel comportamento che mettiamo in atto nel momento in cui sentiamo di aver perso il controllo di una situazione, per noi o per i nostri cari. E quando sentiamo di aver perso il controllo della situazione, purtroppo in alcuni casi si scivola a comportamenti inadeguati come quelli di tipo aggressivo, che sono un tentativo disperato e disperante di cercare di riprendere il controllo della situazione in maniera disfunzionale e scorretta. In questo caso specifico si trattava di una operatrice sanitaria che aveva in cura la moglie maltrattata dall'uomo che le ha mandato poi un proiettile proprio per dire non la devi curare, non sono affari tuoi. No? Arriviamo a questo punto. Adesso torniamo a Montebelluna da Lucio Zanato, perché nella notte c'è stato un incendio, fiamme in un vecchio palazzo fatiscente dove una volta c'era una discoteca. A te, Lucio. Di nuovo buongiorno direttore, di nuovo buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Quello che vedete è quello che rimane, diciamo, di un'ala dell'M1 a Montebelluna. Direttore, magari tu eri a Milano negli anni 80 e 90, Montebelluna aveva l'M1 ed era la discoteca, e quindi farà molto, come dire, farà un po', fa molta tristezza, diciamo così, tornare qui e vedere quello che rimane di quello che è stato uno dei tempi del divertimento. Ieri sera comunque qualcuno evidentemente come dire, probabilmente è venuto qui perché è diventato un luogo di ritrovo di gente quantomeno equivoca. Adesso noi con Alberto Pivetta ci allontaniamo dal luogo dell'incendio perché vi facciamo vedere alcuni dati ovviamente che rendono inequivocabile la possibilità che qui sia successo sostanzialmente dopo un ritrovo di balordi qualcuno che ha come dire cercando di farsi del caldo, cioè cercando di scaldarsi per il freddo, abbia magari poi fatto un braciere all'interno, di conseguenza tutto questo abbia creato sostanzialmente l'incendio. Noi passiamo da un'altra parte di qua, che è lo storico parcheggio, perché ci tengo a farti vedere quest'area. Molti ricorderanno il parcheggio dell'M1, ecco, guardate come è ridotto. Questa è l'entrata dell'M1, c'è ancora il cartello ed è appunto la discoteca di una volta,
è diventata questa roba qua. Quello che appunto dicevo prima, cioè l'incendio che è scaturito nella notte, i pompieri sono intervenuti, hanno circoscritto le fiamme, hanno cercato di salvare il salvabile, comunque di uno stabile che, come avete visto, è da vedere come quantificare, quindi i danni sono inquantificabili in questo momento, visto che è uno stabile che deve essere completamente ripreso per mano, è abbandonato da anni, almeno da 4-5 anni. Ecco, qui sono le immagini che invece volevo farvi vedere, cioè il fatto che molto probabilmente è diventato un ritrovo di balordi e quindi ieri sera probabilmente era freddo, qualcuno ha detto no, non rimaniamo fuori, andiamo dentro a scaldarci, troveremo qualcosa per accendere un fuoco all'interno, solo che poi il fuoco ovviamente ha preso completamente tutta l'ala. Certo è che quando si vedono queste cose, questi luoghi abbandonati che poi diventano dei punti neri della comunità, veniamo dalla stazione di Montebelluna, arriviamo qui alla parte est di Montebelluna, insomma una riflessione va fatta sia per quanto riguarda i luoghi sia per quanto riguarda la sicurezza di questo territorio. Se non hai domande, a te direttore. Lucio, grazie. Intanto è come se fosse bruciato, citavi prima Milano, è come se fosse andato in fiamme il Nepenta, no? A Milano, in Piazza Diaz, la discoteca per eccellenza è questa. E devo dire, è una tristezza vedere questi templi della musica e del divertimento, in molti casi proprio abbandonati, ridotti in quello stato. Beh sì, assolutamente, tenendo presente appunto che sono l'immagine di quella che è stata per molti di noi, per molti dei nostri telespettatori, la giovinezza. Qui si veniva, si parcheggiava, ci si divertiva, si era oltretutto in luoghi non, cioè va a dire che qui siamo in via Ponte di Legno, quindi siamo fuori dal centro cittadino, di conseguenza qui potevi anche, passami il termine, far casino fino alle 4 del mattino e non davi fastidio a nessuno. Questo era anche uno dei dati positivi di una discoteca qui. Ricordiamo, poi ce ne sono altre, il lago Turchino sul Montello, cioè luoghi di divertimento che potevano essere anche luoghi circoscritti, quindi anche controllati, cosa che adesso invece non c'è più. C'è forse anche una riflessione su questi luoghi controllati di divertimento per i giovani andrebbe fatta. Però l'ultima immagine proprio voglio regalartela, direttore, perché so che tu apprezzi queste cose, sulla decadenza di un modello di divertimento. E su queste immagini una riflessione va fatta sia per quanto riguarda la sicurezza, giubbotti, cose, insomma, sia per quanto riguarda che cosa fare di impianti come questo, proprio perché poi non finiscano così, con una statua della libertà multicolor e abbandonata. Grandissimo Lucio, grazie molte per questo reportage. Ne parleremo con Luca Zaia quando lo vedremo la prossima volta in televisione, perché lavorava con le discoteche, spesso appunto ricorda i tempi in cui faceva le PR per tante discoteche. Grazie ancora a Lucio Zanatto, e a Nicoletta Rizzetto. Vediamo l'Arena di Verona, un incidente ancora una volta, è successo a Sanguinetto, tampona con l'auto un trattore, è morto un giovane, è successo prima dell'alba a Sanguinetto. Chiudiamo con un'altra notizia da Sandrigo, purtroppo un altro incidente, la morte di un ciclista. Sandrigo. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica dell'incidente in cui ieri ha perso la vita Abu Evans, un ciclista 41enne cittadino nigeriano che era residente a Monticello Conte 8. L'uomo era stato rinvenuto ancora in vita a terra da un passante lungo la provinciale Chizzalunga poco prima delle 7, accanto alla sua bicicletta a pedalata assistita danneggiata dopo la caduta con cui quotidianamente si recava al lavoro. Non è ancora stato confermato se sia stato colto da malore o caduto accidentalmente. Non è nemmeno stata esclusa l'ipotesi di un tamponamento da un veicolo pirata che si sarebbe immediatamente dileguato. Per questo gli inquirenti stanno vagliando tutte le immagini del sistema di sorveglianza comunale che vigila gli accessi della zona artigianale e industriale. Servizio di Daniele Garbin, andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi e poi torniamo con molta altra cronaca. A tra poco.
Dicevamo della prima assemblea degli industriali di Confindustria Veneto Est dopo la fusione di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Erano in 2500 al centro congressi di Padova. Vediamo come è andata e poi riproponiamo il minuto di rumore in ricordo di Giulia Cecchettin. Si è aperta così, con un minuto di rumore per Giulia Cecchettin e l'impegno a ridurre il gender gap nelle aziende, la prima assemblea pubblica di Confindustria Veneto Est. 5.000 aziende associate, 270.000 collaboratori. L'associazione è la seconda territoriale del sistema Confindustria in Italia. Collaborare per agire in un mondo che cambia, il titolo dell'assemblea, che ha spiegato il presidente Leopoldo Destro, rappresenta un manifesto. Io penso che ognuno debba fare la propria parte per il suo, ma poi avere magari una visione comune, una visione per il bene di questo territorio, per rendere questo territorio sempre più competitivo e sempre più attrattivo. Andremo a firmare un accordo con la Regione che avrà diversi capitoli. Uno dei capitoli che riteniamo più interessanti, un po' più innovativi, è quello che riguarda l'housing sociale. Penso che sia uno strumento che vada incontro alle esigenze dei giovani studenti, dei giovani lavoratori e anche ovviamente degli immigrati. Se le sfide sono la demografia, il preoccupante calo di nascite, l'emergenza climatica, la transizione digitale, i punti da cui partire sono il capitale umano, il lavoro e l'emergenza casa, per cui Confindustria Veneto Est ha sottoscritto un innovativo protocollo con la Regione. Confindustria e Regione del Veneto stabiliscono dei punti sui quali lavorare assieme, uno dei quali è l'housing sociale, quindi tutto quello che è l'attività a corredo a sostegno dell'impresa, ma molto altro ancora. È la casa uno dei punti salienti di questo accordo, un problema enorme in questo momento? Beh sì, alla luce del fatto che mancano lavoratori, per avere i lavoratori bisogna farli venire da fuori e bisogna creare le condizioni affinché riescano a stabilirsi qui economicamente in maniera vantaggiosa o quantomeno sostenibile. Dall'altro però questo accordo prevede anche altre collaborazioni rispetto alle infrastrutture, all'attrattività. Due ministri presenti, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, con un videomessaggio, Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy di rientro da Abu Dhabi. A loro sono arrivate le preoccupazioni di Confindustria Veneto Est per la manovra allo studio da parte del governo. Dal ministro Urso ampie rassicurazioni sull'arrivo di nuovi investimenti. Accanto a questi 5 miliardi della finanziaria noi abbiamo costruito un'altra finanziaria di quasi 12 miliardi e mezzo con i fondi della riprogrammazione del PNRR appena approvato dalla Commissione. 2 miliardi e 800 milioni di euro per le imprese agricole, per l'autoconsumo energetico, ma quasi 10 miliardi di euro per il nostro dicastero, che è quello che meglio spende i fondi del PNRR, di cui 5 miliardi saranno destinati a transizione 5.0. Abbiamo detto prima dello scontro tra Vicenza e Bassano che sta bloccando l'avvio della cittadella di giustizia della Pedemontana e del Tribunale di Bassano del Grappa. Sentiamo cosa ne dice la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan. Il futuro del Tribunale della Pedemontana si gioca adesso, oggi, nel presente, e lo schieramento dei sindaci del Bassanese che difendono compatti il sì all'apertura del Palazzo di Giustizia diventa ogni giorno sempre più agguerrito nei confronti di chi, come Vicenza, o meglio una parte di Vicenza, rema contro questo progetto. E dalla prima cittadina di Bassano, Elena Pavan, arriva una presa di posizione dura e irremovibile sulla questione. Quanto accaduto in Consiglio Comunale a Vicenza è veramente molto grave. Si tratta di una pesante ingerenza, dal momento che il Comune di Vicenza e il suo territorio nulla c'entrano con il progetto del Tribunale della Pedemontana, perché geograficamente non c'è nessuna sovrapposizione, anzi l'atteggiamento che c'è stato da parte dei consiglieri è stato proprio di miopia, perché non si è voluto conoscere fino in fondo questo progetto. Infatti in commissione era stato ascoltato solamente il comitato contrario al Tribunale della Pedemontana istituito a Vicenza e non si è pensato invece di invitare il comitato per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, che esiste dal 2012, per ascoltare anche l'altra
un'altra campana. Sembra che siano stati messi in scena e portati avanti degli interessi corporativistici di una lobby, anziché guardare in maniera più lungimirante e ampia a un beneficio che l'intera regione avrebbe dal punto di vista della giustizia con l'istituzione di questo nuovo presidio di giustizia. Il Tribunale della Pedemontana viene osteggiato come se fosse una caccia alle streghe e dispiace molto perché credo che la città di Vicenza abbia perso un'occasione molto importante di fare rete col territorio. Di fatto il sindaco Possamai si è messo in contrasto con 70 altri sindaci, con 3 province e con la regione, oltre ovviamente al governo che invece ha manifestato in maniera concreta e importante la determinazione di portare a termine questo progetto. Quando si dice il bene comune, no? Poi invece la politica si dedica a delle beghe inutili, a delle polemiche, a degli scontri sterili che non portano a nulla. Conseguenza i vicentini, i bassanesi devono andare al Tribunale di Bassano, i bassanesi devono andare al Tribunale di Vicenza. Vediamo la scoperta di un accampamento abusivo a Noventa Padovana in un ex centro estetico abbandonato. Vediamo. Materassi ammassati, un frigorifero, condizioni igieniche al limite, dormivano e vivevano abusivamente in un centro estetico abbandonato 4 stranieri scoperti dalla polizia locale di Noventa Padovana. L'immobile, acquistato qualche tempo fa da un 28enne nigeriano, è stato sgomberato dopo alcune segnalazioni. L'insediamento abusivo è stato individuato dalla polizia locale durante un sopralluogo con l'ufficio tecnico comunale, il sindaco Marcello Bano e il vice sindaco e assessore alla sicurezza Nicola Cannistracci. Quando sono arrivati, una persona è stata sorpresa mentre dormiva all'interno dei locali. L'occupazione dell'ex centro estetico era stata segnalata da alcuni residenti del quartiere di Oltrebrenta che avevano notato un continuo via vai di cittadini nigeriani all'interno dell'ex negozio di via Pasubio anche nelle ore notturne. Ad Arzignano è stato ritrovato cadavere un boscaiolo che era scomparso. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Arzignano, travolto da un grosso ciocco che non gli lascia scampo. È così che muore un 59enne che stava facendo lavori di disboscamento all'interno della sua proprietà in una zona scoscesa. Tutto accade in via Conche, dove il grosso ciocco è rotolato addosso all'uomo. Subito sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva con tecniche speleo-alpino-fluviali per recuperare in sicurezza il 59enne in un dirupo profondo 30 metri a rischio smottamenti. I medici del SUEM però non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria sul posto dei carabinieri, a cui spetterà ricostruire le dinamiche dell'incidente. C'è stato un altro incidente questa mattina intorno alle 7 in via Bosco Albaredo a Meduna di Livenza, dove un 66enne è rimasto ferito mentre stava facendo jogging sul lato della strada dopo essere stato investito da un'auto condotta da un 60enne che si è subito fermato a soccorrerlo. L'uomo ha riportato diversi traumi, è stato trasportato dai sanitari del SUEM in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Intanto ovviamente c'è molta soddisfazione tra gli automobilisti che erano stati multati dagli autovelox a Cadoneghe. Come avete sentito prima, il sindaco di Cadoneghe Schiesaro ha annunciato che si è trattato di un abuso di potere e che quindi tutte le 58.000 multe sono state annullate. Sentiamo gli automobilisti multati. Diciamo che possiamo definire senza troppa enfasi il 28 di novembre 2023 una giornata storica in quanto sancisce in qualche modo la fine di tante preoccupazioni per migliaia e migliaia di cittadini, ma soprattutto io direi che è un esempio fulgido di partecipazione dal basso. Quando i cittadini si uniscono e hanno le ragioni da portare avanti, non c'è nulla che li possa fermare, e quindi questo è un momento davvero alto, secondo me, di democrazia. Questo era Andrea Rossi del Comitato Spontaneo dei Multati di Cadoneghe. I cittadini scendono in campo molto spesso, soprattutto quando si tratta di
proteggere, di sostenere la sanità pubblica e di protestare per la mancanza di infermieri e di medici. Sentiamo cosa se ne dice a Vicenza. I cittadini che devono farsi le visite devono andare a pagamento e il portafoglio si asciuga se vogliono una visita, no? Per il benessere del cittadino e dell'ammalato, sempre a pagamento, se no bisogna aspettare 6 mesi, un anno. Eh sì, certo, sono preoccupata. Perché? Perché le pensioni non crescono e si deve pagare tutto. La preoccupazione dei cittadini all'ingresso dell'ospedale San Bortolo. Le liste di attesa chilometriche per le prestazioni di media gravità, dovute anche alla carenza di medici e infermieri, sono interpretati come pericolosi segnali per il futuro. Lo spettro di un inesorabile passaggio di consegne dalla sanità pubblica a quella privata sembra sempre più vicino. Una ingiustizia per chi non può permettersi di curarsi dopo aver pagato le tasse, una tendenza per contenere le spese del bilancio familiare già attuata da molti in questo periodo. Quindi paghiamo 2 volte praticamente, perché paghiamo la sanità pubblica e paghiamo anche la sanità privata. Questo è grave perché la sanità è una cosa importante, dovrebbero risparmiare su certe lotte che fanno, guerre, insomma, i soldi ci sono, bisogna spenderli bene. I medici devono essere sicuramente trattati meglio, perché i medici sono fondamentali per la sanità e per il sistema sociale, tutto, insomma. Devono proprio adeguare i contratti perché la vita è aumentata tantissimo e però gli stipendi sono rimasti tali e quali, se non diminuiti. Quando si va in privato magari lo stesso medico è libero e quando c'è sanità pubblica invece è occupato. Penso che sia un trend che non si può più fermare, quindi inevitabilmente le persone tendono a prenotare in cliniche private. Devo pagare sempre ogni analisi, ogni cosa e le stipendio è sempre uguale. Ed è giusto? No, non è giusto per niente. Che noi siamo anche fortunati di avere un gruzzolo di pensione perché con questo si può un po' girarsi intorno, però si sa benissimo che i giovani non si sa se avranno la pensione per curarsi. Davvero, arrivano i miliardi del PNRR, arriva la quarta rata, il governo è soddisfatto, però nelle tasche dei cittadini ci sono pochi spiccioli, il caro vita è sempre molto alto e quindi i problemi sono molti nelle famiglie. Vediamo i dati dell'INPS dove da cui si capisce per esempio a Treviso che le donne trevigiane hanno le pensioni più basse d'Italia. Vediamo. Mentre le pensioni degli uomini sono mediamente superiori alla media nazionale, le pensioni delle donne sono di poco ma un po' inferiori alla media nazionale. Pensioni e parità di genere, un binomio che sembra ancora molto lontano, soprattutto a Treviso. Se spostiamo i dati di confronto verso un quadrante più ampio, i numeri parlano chiaro. Medaglia di legno per le pensioni femminili trevigiane. Se in Italia la media è di 904 euro, Treviso si ferma a 883 euro. Pensioni d'oro invece per gli uomini trevigiani, tra le più alte d'Italia. Rispetto a una media nazionale di 1772 euro, Treviso vola a 1854 euro. E se il gender gap cresce, discorso a parte per gli indicatori economici e sociali della città. Treviso cresce meno che nel resto d'Italia, quindi qualche riflessione forse sarebbe utile farla su quello che è la tenuta del tessuto produttivo. Se parliamo di crescita, podio lontano anche a livello regionale. A Treviso nel 2022 è aumentato sia il tasso di disoccupazione di un punto percentuale, ora fermo al 5,1%, sia il tasso di inattività oggi al 39,2%. Un tasso di disoccupazione che è leggermente aumentato tra il 2021 e il 2022. Il trend della cassa integrazione
settore, ad esempio, che è stato assolutamente impicchiato, un crollo dopo il periodo della pandemia, questa diminuzione che c'è stata chiaramente anche a Treviso in realtà è stata leggermente inferiore, quindi c'è stata una forte riduzione, di fatto ci siamo portati su livelli assolutamente ordinari, ma con una condizione di leggera in qualche modo affaticamento rispetto ad altre province del Veneto. Un termometro economico-sociale del territorio, quello presentato dalla direzione provinciale dell'Inps di Treviso durante il rendiconto del 2022, che ha visto al centro del confronto un tema ancora oggi molto attuale. C'è comunque un'area grigia di persone che lavorano con contratti dove molto spesso i contributi non vengono versati. Abbiamo evidenziato la necessità di intrecciare le banche dati, mettere in fila tutti i furbetti che ci sono nelle varie questioni delle attività lavorative che vengono fatte o in sommerso o in nero e dare una prospettiva alla generazione che lavora adesso e anche alla generazione futura. E a proposito di generazioni future, un 125° anniversario dell'istituto festeggiato proprio con i giovani. Per parlare ai giovani erano presenti non solo i musicisti del liceo Marconi, ma anche una classe del liceo economico-sociale Riccati. È un'occasione anche per rilanciare un discorso di cultura previdenziale. E questo per quanto riguarda le pensioni. Ieri il ministro Matteo Salvini ha ammesso che il governo ha fatto un errore a non prorogare il mercato tutelato per luce e gas. Si tratta di un mercato tutelato che protegge le persone vulnerabili e sono 5 milioni di persone in Italia che a questo punto rischiano di vedere aumentare la bolletta della luce e del gas. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus, ne abbiamo parlato, c'era tra gli altri il professor Francesco Pontelli, economista. Sentiamo cosa ha detto. Come di quelle clausole che ci sono state imposte per ricevere i finanziamenti PNRR, per cui quando qualcuno vi dice PNRR non ci costa niente, ecco, questi 5 milioni di persone ai quali dovrebbe essere sospeso il mercato tutelato rappresentano il costo che la nazione paga. Il mercato tutelato sostanzialmente è nato da delle tariffe che vengono stabilite da ARERA, che poi sulla base di queste tariffe le varie società e le varie compagnie possono cercare di attirare i propri clienti con degli sconti. Ma il problema non è neanche questo. Il problema purtroppo nasce da 10, 20, 30 anni fa. Noi ricordiamoci, Eni è internazionale idrocarburi. L'Eni è sostanzialmente in mano ai fondi statunitensi e a fondi Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley. Questo cosa vuol dire? Tra l'altro l'Eni ha spostato la sede fiscale in Olanda, tanto per dirci. Questo cosa vuol dire? Uno, che questa società, che è quella che distribuisce poi l'energia in Italia, deve presentare un dividendo per i propri sottoscrittori, perché a fine anno i sottoscrittori vogliono la rendita del proprio, il famoso il ritorno dell'investimento. Per cui, a differenza, cosa fanno le altre nazioni? Francia ha l'energia nucleare, noi non ce l'abbiamo, pazienza. EDF è la società che è al 100% del governo, è stata nazionalizzata. L'obiettivo di EDF, perché è stata nazionalizzata? Perché vogliono mantenere le tariffe più basse rispetto per le imprese e per le famiglie nella competizione internazionale. La Germania ha stanziato 17 miliardi per portare il megawattore a 70 euro a megawattore. Noi lo paghiamo 129. In prospettiva, com'è possibile che le nostre imprese possano competere con aziende tedesche che pagano quasi la metà del nostro megawattore? Per cui questo discorso, io mi auguro che mi fa molto piacere che abbiano ammesso l'errore, perché è un errore clamoroso. Il problema rimane sempre quello: noi purtroppo viviamo in questa bolla liberale o pseudo-liberale dei quali tutti i rappresentanti di quel mondo là evidentemente o non sanno cosa sia il mondo liberale o non conoscono la contemporaneità, perché liberalizzare, quando tu hai delle figure istituzionali come sono i fondi privati, una volta non esistevano. Nel tempo di Einaudi, a quale tutti quanti noi facciamo riferimento, non esistevano i fondi privati come BlackRock, ai quali noi stiamo vendendo le nostre multi-utility, perché ricordiamoci, mentre Germania fa degli sgravi fiscali, la Francia nazionalizza, noi stiamo vendendo le nostre multi-utility di Bologna e di Milano ai fondi privati BlackRock, che hanno una dotazione finanziaria 3 volte il nostro PIL. Allora andiamo adesso in pubblicità 1 minuto e mezzo, di nuovo con in regia Andrea Basso, Italo Morao e Nadia Brazzo. A tra pochissimo, state con noi.
si ricorda della Vacca Mora, e cioè lo storico trenino che saliva da Piovene Rocchette fin sull'altopiano di Asiago, la si può rivedere la Vacca Mora in un museo, vediamo, una mostra. Una fiaba, un bosco di fiaba, perché quando arrivava dal Bosco Nero sembrava come un vecchio stanco con la barba bianca, dal passo lento però sicuro. Una fiaba che viene dal passato. Un vecchio vestito di nero con la barba bianca che sale sulla spalla dell'altopiano portando il suo carico di vita, speranze, merci. È la Vacca Mora, lo storico trenino che saliva da Piovene Rocchette fino ad Asiago e dal 1910 al 1958 ha rappresentato un fondamentale collegamento fra la montagna e la pianura. Oggi la Vacca Mora torna in vita nell'ala delle mostre temporanee del Museo della Grande Guerra di Canove, di Roana, grazie a un'esposizione che ne ripercorre storia, curiosità e fascino. La Vacca Mora, il trenino, affettuosamente chiamato qui dai nostri della montagna, ha scandito le ore, i giorni e gli anni dei nostri nonni. Da mezzo di trasporto a locomotiva di guerra nel Carnaio del 15-18 fino a suggestivo accompagnamento dei turisti nella rinascita dell'altopiano. La Vacca Mora fa parte della storia di questo territorio. Tempi bui sono stati anche l'immigrazione dei nostri avi, dei nostri cittadini che sono partiti per posti lontani in cerca di fortuna e poi non sono più tornati. Però ci sono stati anche dei tempi felici con la rinascita del commercio, del legname e anche in genere altri tipi di commercio, e anche con l'avvento di nuovi turisti che venivano sull'altipiano per assaporare l'aria buona e anche i primi sport invernali. Chi l'ha vista in azione non la dimenticherà mai, chi non ha fatto in tempo a vederla l'ha sentita raccontare in 1000 storie. Per tutti gli altri c'è la possibilità di conoscerla fino a febbraio. Diciamo che questo treno resta ancora adesso nei nostri cuori, perché anche una persona qualunque, anche un villeggiante che passeggia attraverso la vecchia ferrovia, dove adesso c'è una ciclabile bellissima, magari con la mente riesce ancora a immaginare il treno che arriva. A Longarone la 63esima mostra importantissima internazionale del gelato, e c'è anche persino un concorso per un gelato delle Olimpiadi di Cortina 2026, dove la fiera avrà un ruolo molto particolare. Sentiamo. È una fiera piccola, lo sappiamo, però come dicevo prima la cosiddetta nicchia del gelato artigianale rappresenta solo nel mercato italiano 2 miliardi di euro, quindi insomma, tanto nicchia non è. È solo uno dei tanti numeri che caratterizzano la 63esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato, che si concluderà mercoledì 29 novembre a Longarone. 146 marchi aziendali presenti da 10 regioni italiane e 18 paesi esteri, per un'esposizione che quest'anno è aperta ai soli professionisti del settore. Noi quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sull'impresa di fare il gelato, sull'imprenditore, perché oggi, al di là delle straordinari gusti che si trovano qua, non bastano più le ricette, non bastano più i bilanciamenti, e oggi qui parliamo di impresa di fare il gelato. Un ente che si sta profondamente rinnovando, partendo da un nuovo assetto societario, passando per l'accordo all'estero con la Fiera dell'Alimentare Professionale di Budapest, ma anche a casa con il mare. Abbiamo stretto una collaborazione con Expo Caorle. Faremo delle cose insieme per costruire un'alleanza che preservi queste ricchezze che da un punto di vista dei numeri sono piccoline, ma da un punto di vista delle opportunità che creano al territorio, sulla filiera del turismo e non solo, sulla valorizzazione di tutto quello, le cose straordinarie che produciamo, è importantissimo. Una mostra internazionale che guarda al futuro del gelato non più solo da fine pasto, ma come vera e propria pietanza completa, con importanti risvolti nel campo medico e in particolare sull'Alzheimer, studiati dai ricercatori del CNR. Tra le altre iniziative il concorso per il gelato delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, presieduto dallo chef Gianfranco Vissani, con Longarone che diventerà la porta d'ingresso per le gare sulle Dolomiti. Vorrei trasformare per quel tempo, per il 2026, questo in una grande hospitality in cui ricevere tutti quelli che andranno poi con le navette a Cortina e quindi posizionare Longarone Fiere Dolomiti come attore della filiera del turismo.
E si è conclusa sempre nel bellunese la Judo Academy, che è un evento di solidarietà dedicato alle persone ipovedenti per avvicinarsi alle arti marziali e per promuovere l'inclusività. Sentiamo Stefano Bozzi. In judo può essere veramente indipendenti e annullare quelle che sono le differenze con gli altri ragazzi vedenti, visto che possiamo portarci alla pari con loro. Le arti marziali come veicolo per lo sviluppo fisico e spirituale. Ha fatto tappa a Polpette di Ponte nelle Alpi la Judo Academy, il progetto itinerante nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e la Fondazione One Sight Essilor Luxottica. Un'iniziativa che ha visto scendere assieme sul tatami del Palazzetto dello Sport alcuni atleti agonisti con tanto di cintura nera e neofiti animati dal desiderio di vestire il tradizionale kimono e cimentarsi nella disciplina. Una splendida iniziativa perché può, oltre che aiutare le persone che già praticano il judo, infatti è stato anche per me così, perché in queste 2 tappe che abbiamo fatto a Milano e questa a Belluno ho già imparato molte cose nuove che poi mi serviranno per altri allenamenti o gare, ma poi soprattutto può coinvolgere anche nuove persone che magari non hanno mai praticato judo. 2 giornate dedicate allo sviluppo dell'armonia psicofisica attraverso attività per il potenziamento dell'equilibrio e della coordinazione motoria per una disciplina che è sì individuale ed eppure profondamente legata agli elementi di integrazione e inclusività. Il judo è un lavoro di squadra anche se è uno sport individuale, perché serve per aiutarsi l'un l'altro e per poter apprezzare di più il concetto di unione. E chiudiamo con un'altra centenaria in Veneto che ci ha anche rivelato qual è il suo segreto, la signora Temis Lanaro. Ho lavorato sempre in campagna, sono sempre stata bene e non ho mai preso neanche una pastiglia e sono qua. Ho sempre lavorato e di tutto, a uncinetto, a ferri, di tutto. Festa nel polo sanitario dell'OIC di Padova, dove Temis Lanaro sta seguendo un percorso di riabilitazione. Qui la signora, nata il 28 novembre del 1923 a Selvazzano Dentro, ha spento le sue prime 100 candeline. Una vita lunga, la sua, piena di ricordi felici, ma anche dolorosi. Il matrimonio con Pasquale, orfano di entrambi i genitori, la nascita dei 2 figli, di 4 nipoti e 8 pronipoti. Poi il terribile incidente stradale che ha ucciso il marito a soli 48 anni e di cui Temis porta ancora le conseguenze. Sorridente e coraggiosa, la neocentenaria sta lavorando per tornare a casa a fare il caffè e a cucinare per la sua famiglia. Nel frattempo le è arrivato un invito speciale perché a maggio del 2024 l'OIC sta organizzando a Padova il più grande raduno di centenari. L'obiettivo è superare l'Australia che ha realizzato un Guinness di 46 persone nell'arco del periodo di Natale. Noi vorremmo superare questo obiettivo. Complimenti a tutti i centenari, grazie a Francesco Rattai per questo servizio. È tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Focus TG. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.